Una vita che è stata come la trama di un romanzo, vissuta con coraggio, determinazione e forza. L'ultimo saluto a Duilia Bigolin, mamma del sindaco di Rossano Veneto Morena Martini, è avvenuto oggi nel Duomo in forma privata. Venuta a mancare lunedì notte nel reparto di geriatria del San Bassiano, dove era ricoverata da 10 giorni, la donna di 86 anni era ospite della casa di riposo Villa Aldina. Oltre ai figli, Duilia lascia la nipote, Carlotta, e 3 dei 7 fratelli, Alfredo, Emanuele e Dilma. Vedova, il marito Dante deceduto 3 anni fa, Duilia ha dedicato la sua vita alla famiglia e al lavoro. Nata a Teheran, in Iran, è emigrata in Svizzera per poi trasferirsi in Canada, dove si è sposata e dove è nata la prima figlia Maddalena. Nel 1963 il ritorno definitivo a Rossano, dove Duilia e il marito hanno aperto il Bar Canova. In quel periodo sono nati Morena e Ruggero. Una donna tenace, caparbia, schiva e selettiva nelle amicizie. Ha guidato l'attività commerciale con impegno e abnegazione ed è stata tra le prime firmatarie iscritte al mandamento UMCE di Bassano.